il rapporto di Matilde col Furlan è assolutamente positivo. Matilde fa ben per Furlan, con qualche incertezza, è chiaro, date bande a un'età che si sente esponude chiaramente poi lingue, anche in una fase di crescita dal punto di vista linguistico. Fa ben per Furlan, fa ben per italiano in ambienti differenti, con persone differenti, che sta il risultato anche di una perseveranza. Una roba che io mi sento di altri genitori è che Matilde è cresciuta in un ambiente assolutamente furlanofono, però non è stata così automatica la scelta dal furlan. Anzi, sull'imprint mia figlia arriva di italiana, sebbene che tutta la famiglia e tutti che avevano intorno di sé fossero adoperarsi il furlan con lei. Che è perché i stimoli più importanti quando sono piccoli di spesso vengono dalle persone della stessa età, dai fruttini della stessa età, vengono da scuole materne, vengono dai cartoni animati e dalle letture che di solito sono per italiano, e anche che stimoli qui in particolare condizionavano un'evore l'uso delle lingue furlane e ho avuto fare un grande sforzo. Dunque, sai che tanti genitori mi dicono che infatti non cercare per furlan la frutta mi rispondono per italiano. Io ho avuto questa esperienza, io ho tenuto duro e a mia parte, tanto è che come Matilde quando mi sento a chiacchierare per italiano resto un pochino meravigliata e sa che la nostra lingua che è proprio intime tra di noi è sicuramente il furlan e avere italiano come una lingua di doprare in altri contesti e in altre situazioni.